Oh my God! Allora ho iniziato a fare rap, ho iniziato a scrivere i miei primi testi che avevo 17 anni. Poi il mio primo pezzo ufficiale è uscito nel 2011, che ne avevo 22. Quindi diciamo che ho iniziato verso quel periodo là. Ho iniziato perché all'epoca io frequentavo un top. L'ho conosciuto in una palestra dove ci allenavamo, poi man mano è nata questa amicizia, mi ha iniziato a portare in studio dove mi ha fatto conoscere Lupe, Fossera, tutti i Peppo Red, tutta questa gente frequentava il studio e da là ho iniziato a scrivere, mi sono appassionato a questo mondo. Allora, il nome Palù nasce dall'abbreviativo del mio cognome, sarebbe Palumbo. Perché visto e considerato che quando ero piccolo, già da quando ero piccolo, quando ho iniziato a scendere 11-12 anni, tutti i ragazzi, i miei amici, la mia famiglia pure, mi chiamavano O Palù, O Palù, O Palù. Visto e considerato mi chiamavano così, allora ho preferito scegliere questo nome come nome artistico. Allora, per me l'hip hop, rispetto agli altri generi musicali, è un poco, secondo me, un poco più complesso perché ti fa entrare proprio in un'altra dimensione, nel senso che se ascolti solo un pezzo di un rapper magari tu non puoi mai capire quello che dice, perché secondo me devi ascoltare più di un pezzo, devi ascoltare un album, una discografia, perché dal primo pezzo fino all'ultimo il rapper ti descrive, ti spiega, ti racconta una storia di lui oppure di altre persone, amici, ti racconta del mondo come gira a seconda del suo pensiero, quindi ascoltare solo un pezzo magari ti può disorientare, mentre se ascolti magari un album intero tu puoi riuscire a capire cosa vuole esprimere l'artista. Allora, la prima volta che mi sono esibito ho provato un'emozione fortissima, adrenalina pura, cose che, come devo dire, cioè la gente per provare queste emozioni si deve drogare. Io fortunatamente tutte le volte che faccio live, che mi esibisco oppure che vado a registrare, diciamo provo queste sensazioni qua. È una cosa bellissima, cioè che sono emozioni che ho scoperto quando ho iniziato a entrare in questo mondo e diciamo che la prima volta che mi sono esibito ero molto teso, diciamo, usiamo questo termine, nello stesso tempo soddisfatto, orgoglioso di me perché all'epoca avevo raggiunto questo traguardo che per me era importante. Allora, per me tutti i miei pezzi mi rappresentano, non ci sta uno in particolare, perché il mio metodo di scrittura si basa sul mio pensiero, nel senso che qualsiasi argomento, se facciamo un pezzo che parla di strada o di attualità oppure di amore, io scrivo sempre in base al mio pensiero, scrivo sempre il mio punto di vista, come la vedo io riguardo a questa cosa qua. Allora, una canzone che mi ha colpito particolarmente, ti dico una fresca, è C'est ma vie di Lacrim, un rapper francese. E comunque al di fuori dell'hip hop ascolto pure altri generi musicali, cioè non ho pregiudizi per altri generi. Se un pezzo suona, mi piace come suona, mi piace il sound, lo ascolto. Un consiglio che posso dare agli emergenti è di fare le cose con calma, piano e non veloce, perché purtroppo oggi, in questa generazione oggi, regna, diciamo, l'ansia di prestazione, quindi quando uno magari si mette a fare cose subito le fa. Purtroppo oggi ascolto molti disastri di ragazzi che magari non sanno un cazzo dell'hip hop, registrano e poi alla fine il prodotto non è buono.
cioè il pezzo a livello audio si sente male, non ci sta una metrica, non ci sta una tecnica, una rima, quindi un consiglio vero che posso dare è di fare le cose con calma. Educazione senza sbagliare con nessuno, perdonaci signore ma Mamma Marias, Gemon e Salmo. tutta gente amare innamorata di denaro, perché se so di picci. Un artista che mi piace molto in Italia, che rispetto, è Giorgia. Parlano, poi quando è vero non tengono il pa. Per me Double H è un ottimo progetto in cui si può espandere ancora meglio la cultura dell'hip hop e magari chi segue questo genere può approfondire la conoscenza con i vari artisti. Ero cazzabile, non sono affabile, ne era Yeah, yeah. Nu saluta Double H, doppia H. E capite K lungo, patrac spac. State accorto frate cacca e come crack. Non ce ne faccio niente frate on the track. Faccio un freestyle a vola. E capite saluta tutti quanti Troin di lenzola. Non mi consola. E capite buono faccio gol con mezzola. Yeah. Tengo i temperini voi matite, vi consumo come manite, come manite, come manite. Perché vi siete criminali, criminali.